In un momento non sei più tu, ma come mai sei ancora qui? Ma che cosa hai? Ma cosa non ho? Sono le stesse parole che io ancora non ti ho detto, ma comunque vada e comunque sia, io non ti perdo, sei qui con me, con noi, ma io ho te. È un dolce suono che io ho di te, tu che te ne vai, noi equidistanti da un punto blu, che luce è solo per noi. Ma che cos'hai? Ma cosa non ho? Sono le mie etere illusioni che volano in fretta. Comunque vada e comunque sia, io non ti perdo, sei qui con me, io con te. Ma io ho te, è solo un timido pretesto, ma io te, insieme a noi e quanto vuoi, sai far morire la mia mente, è un vuoto e vago senso che, ma io ancora te non vorrei, ma se vuoi. Buonasera e benvenuti in casa Peiretti. Emozioni, una vita che scivola via, l'inventario dei miei giorni migliori, per un cuore senza ipocrisia, delusioni, sono quelle che ti uccidono dentro, per un uomo come me sincero, che quando crede ci crede davvero. Emozioni
certo che mi porta via. Il telefono è l'amico migliore per dare un calcio alla malinconia. Emozioni, le mie canzoni che sfidano il tempo, i giorni neri spazzati dal vento, da quando tu sei qui che dormi al mio fianco, per te io vivo, io con te respirerò, ti darò tutta la forza che ho, per i tuoi occhi ci sarò, io con te mi fermerò, ti offrirò lassù dove si vede il mare e dove è nato il nostro grande amore, io e te. Emozioni, emozioni. Buonasera, questa sera parleremo proprio di emozioni in casa Peretti, perché è una di quelle parole usate sovente. Buona diretta, amici a casa. 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste di canzoni. Ma questa sera voglio proprio parlare di emozioni e ne parlo con il mio amico Claudio. Ciao Claudio, buonasera, benvenuto. Ciao Enrico, come ciao stai? amici da casa. Stai bene? Sei pronto Benissimo. per questa diretta? Sì, Bravo. emozionatissimo come al solito. Parliamo di Parlando emozioni. Io voglio sapere al 348 80 40 254 qual è stata fin qui la vostra emozione più grande della vita. Io adesso ti racconto la mia e tu preparati già la tua. Va bene. Io te la racconto con una fotografia. Vai regia. Guarda, questa fotografia qui, guarda, è l'emozione più grande della mia vita. Quando è nato Che bello. il bimbo di mia sorella, quando è nato Nicolò, lui è Marco, il fidanzato di mia sorella, esce dalla sala parto con questa creatura in braccio, mi guarda senza dire niente, siamo scoppiati tutti e due in un pianto pazzesco. Sarà durata mezz'ora, sarà durato mezz'ora questo pianto, e questa fin qui è l'emozione più grande. Tante emozioni nella mia vita, per carità, Casa Peretti, tutti i miei telespettatori, la prima puntata, la 1000ª puntata, adesso anche qua insieme a te, però questa in foto, in video, è stata l'emozione più grande. E adesso, miei cari amici a casa, Fabrizio vieni pure in onda, grazie, voglio sapere qual è stata la vostra emozione più grande. Anche se avete qualche foto, mandatela che la mandiamo in onda. Vai Claudio, la tua? Allora, la mia mi allego alla tua emozione. Anche io ho avuto un'emozione simile. Ah, dai! Nel senso, quando praticamente mi hanno nominato padrino della mia figlioccia. Beh, importante. Il padrino, guarda che è una figura, eh? Ma poi me l'hanno combinata, nel senso che hanno organizzato tutta quanta una cena e tutto quanto. E poi mi hanno presentato una tortina. Ho scritto vuoi essere mio padrino, e tra l'altro ve l'ho mandato. Abbiamo una foto, abbiamo la foto, perché eccoli lì. Vuoi essere il mio padrino? Eri emozionato anche tu, Ero completamente rosso, non me l'aspettavo assolutamente, non mi aspettavo nulla di tutto quello che è accaduto. Allora amici a casa, sapete cosa fare in questo momento? Cellulare in mano e scrivete, mandateci le vostre di emozioni qua in diretta. Andiamo su un'isola bellissima, ma non c'è. Sei pronto Claudio? Aspetta che mettiamo il tutto. E l'isola che non c'è, Edoardo Bennato. Cantate tutti con noi, tutti. Seconda stella a destra, e questo è il cammino, ed è poi dritto fino al mattino. Strada la trovi
l'isola che non c'è. E forse questo ti sembrerà strano, ma ha ragione, ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. E non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Claudio Jackie Music in diretta qui su Rete 7, Casa Peretti. State cantando con noi più forte che fa bene. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. La stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, e poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Non è possibile essere più pazzi di Enrico. E matematicamente c'è uno studio dell'università del Canada che proprio dice che più pazzo di Peiretti, il Peiretti non è si può. impossibile. Che poi mi spieghi queste università che fanno tutti studi strani, no? Nel senso, la zanzara di solito se si alza va a destra. Uno studio dell'università del Canada dice che la zanzara quando si sveglia gira verso destra. Ma chi se ne frega? Cioè, scusami, ma davvero. Comunque sia, facciamo un in bocca al lupo al nostro Fabrizio in regia. Hai visto quanto lo faccio impazzire io prima? Ho notato che ti impegni. Anche perché io le cose le improvviso. Comunque i video non è che abbiamo tutto il giorno, noi si collega alle 18:30 e bisogna creare la trasmissione. Talvolta, come abbiamo fatto questo inizio con dei video molto particolari spostando il testo, crea un bel lavoro per il nostro Fabri. Forza Fabri! Bravo Fabrizio. Poi lui del Torino è contento perché Zapata sta facendo gol ogni domenica. Quindi a proposito di Zapata, a proposito di emozioni, Live Emotive di questa sera per chi si fosse collegato leggermente in ritardo è questo: al 348 80 40 254 van bene le vostre richieste, van bene le vostre fotografie, i vostri saluti, questi benissimo, ma perché no, fateci anche sapere qual è fin qui, a questo punto della vostra vita, qual è stata l'emozione più grande che avete avuto. E adesso andiamo sul mondo musicale di Massimo Ranieri con Se bruciasse la città.
cuore mio non dorme mai, so che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore mio c'è un ragazzo e sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. Ed ogni notte ti rivedo accanto a me. Tutti insieme! Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. E anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me. Non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te. Ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo e sono io. Quel prato di periferia ti ha vista tante volte mia. È troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità. Impazzisco senza te. Ed ogni notte ti rivedo accanto a me. Tutti! Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. E anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Per te. Alla voce per voi Claudio, Grazie. ormai posso dirlo, il nostro Claudio, ormai fai parte di questa famiglia di Sono Casa Peiretti. felicissimo di questa cosa, Anche Enrico. noi, e soprattutto tutti loro a casa che stanno battendo le mani in questo momento. Tu non le senti, ma io sì, perché io ho superpoteri. Ma mi fischiano le orecchie. Bon, è quello. A me fischia È il sempre. mio modo di Finita la puntata, quando tolgo fischia per mezz'ora di sicuro. 348 80 42 154 è il numero per i vostri messaggi. Ci fermiamo un pochettino, 3 minuti, ok? Diamo la pubblicità, poi torniamo subito con un brano molto 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 bello, Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro. E mi raccomando, scriveteci, parlateci della vostra emozione. Pubblicità. Bentornati in questa seconda parte. Comunicazione di servizio, una comunicazione molto importante che Fabrizio, il mio regista di questa sera, mi ha scritto che quando volete mandare una foto e poi scrivere qualcosa inerente a questa foto dovete farlo con un unico invio, quindi con un unico messaggio, altrimenti diventa molto complicato da gestire, nel senso arriva la fotografia, poi nel frattempo ne arrivano altre 20, arriva il vostro messaggio inerente alla fotografia e non riusciamo più a far coincidere queste cose. Questo è un messaggio importante, anche perché nella grande ampolla dei messaggi e fotografie di Casa Peiretti deve arrivare un unico oggetto che valga fotografia e commento della fotografia. E adesso il senso di ogni cosa. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare
che spesso preferisco immaginare, ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito tra i miei desideri. La la. Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore, il senso di ogni cosa che c'è. Posso fare a meno del silenzio, preferisco comunicare. Posso fare a meno di un partito, tanto il pane me lo devo guadagnare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito tra i miei desideri. La la. Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore, il senso di ogni cosa. Te che sei l'infinito tra i miei desideri. La la. Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone che gira e rigira la dedico a te, il mio unico amore, il senso di ogni cosa che c'è. Mi è dato un filo, non so dove, non ho sentito, ero in mono invece che in stereo. Comunque spero, non so cosa è venuto fuori. Vieni Claudio, vieni. Eccomi di nuovo. Piccolo problema tecnico, non so come mi è parito. Chiedo scusa ragazzi. Nel frattempo andiamo a leggere un po' di messaggi, così Andiamo a cerco leggere un po' di mettere a messaggi, posto così qua intanto- l'ambaradan. Vai Fabrizio! Vai, andiamo un po' a leggere cosa ci hanno scritto i nostri amici a casa. Vai. Curioso. Questo giovedì oggi. Giovedì, sì, giovedì. Domani è festa della donna, la festa della fumna, che bello. Questa è la nostra emozione più grande. Aspetta, 21 anni di puro e incondizionato amore. Mauro e Roberta da Rivalta da Torino. Bello, Bellissimo. 21 anni di puro e incondizionato amore. Grazie ragazzi, così, questo è lo spirito di questa sera. La musica di Saperetti è piena di scintille. Bravi, grazie Dani. Scrivici qual è l'emozione più grande che hai avuto. Oggi mia mamma sera qui. Doveva compiere 72 anni. Mi fai una canzone che vuoi tu? Grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena, ciao alla tua. Ho fatto il senso di ogni cosa, che secondo me è molto è giusta per questo tuo messaggio. Grazie Elena. Una bella emozione sentire l'inno di Mameli per la squadra in cui giocava nostro figlio, rappresentando l'Italia in Europa. Un saluto da Luisa e Fulvio da Torre Pellice. Ah, ok, non l'avevo capito sì, subito. no, Bella non si questa. capiva. Wow, sì, poi l'inno di Mameli è sempre un'emozione. Certo che c'è suo tuo figlio lì protagonista. Te credo. Vai. Buona serata, siete sempre super. Enrico, complimenti a Casa Pairetto da Piero l'Alpino di Gressonei. Oggi c'era un bellissimo sole, ma torna il brutto tempo. Sì. Ciao. Sì. Ciao pazienza. Piero l'Alpino. Viva gli alpini sempre! E poi, ciao Claudio, sono in viaggio per Napoli, quindi ti seguirò col pensiero. Isa da Santena. Ciao, Hai Isa. capito? Isa col pensiero va a Napoli.
bella Napoli. Bellissimo. Ho dei ricordi a Napoli. Emozione più grande. Se quella cuccetta di quel treno potesse parlare. Emozione più grande, essere amico di Jackie, Cheval di Via Scialoia. Wow, Ciao, grazie. Mario. Grazie Cheval. Ciao Cheval, grazie. Aspetta, ogni nostra festa non sarebbe la stessa senza di te. Grazie per ciò che sei, che fai per noi. Prima o poi riuscirò anche a vederti in diretta. Ti vogliamo bene. Ale e poi Marta o Mar, non lo so, c'è un Mar però va via, c'è il blu, quindi non riesco a leggere. Manuela. Manuela ed Ale. Grazie ragazzi, grazie. Ciao Manu. Ciao. E poi vediamo cosa ci aspetta. Cosa scrive? Sì, Manu. Questa sì, è la mia più grande emozione. Foto 1. Siamo noi le nonne di quel bel giovanotto. Foto 2. Vediamo la foto 1, foto 2. Vediamo cosa succede. Parliamo di emozioni questa sera in Casa Peretti. Scriveteci le vostre di emozioni, mandateci le vostre foto, quelle più importanti della vita, ok? Vediamo se la regia ce la facciamo. Sono arrivate tantissime, quindi immagino il lavoro che sta facendo Fabrizio questa sera è immenso. No, immenso, guarda lì, guarda che foto, queste sì che sono emozioni, ragazzi, grazie. La mia mamma. È la tua mamma? Ma quello ero io. Lo sapevo, eri tu quello piccolino lì. Ero io. Sei cresciuto però, Pelino. Ammazza se sei cresciuto, ragazzi. E invece queste sono le mie due nonne. Ma dai. Elisa e Raffaella. Ma dai. Vai a fare un bacio alle nonne, vai, ti faccio spazio. No, quando dico vai a fare un bacio devi proprio andare verso la telecamera. Di più. Ti insegno a fare i baci in TV, guarda. Do un bacio io alla nonna, adesso lo dai tu. Ecco, proprio così. Così si fa. Oh, bellissimo. Ciao ragazzi, che bello sta puntata. Siete bravissimi. Grande nipotino mio, zia Francesca. Ciao zia. Ciao zietta. E poi lo sapevo che sarebbe piaciuto come argomento. La mia più grande emozione si chiama Gabriele e lo dice Gisella. Grazie Gisella. Ciao Gisella e Gabriele. Che bello. Comunque hai visto che se parliamo di emozioni vanno tutte più o meno nella stessa direzione. Li abbiamo aiutati anche noi. Un saluto a voi alla regia, un abbraccio a nonna Bruna che oggi me la sono potuta coccolare, un salutone a Enzo e Giancarlo. La mia emozione più grande a 16 anni quando è nata mia figlia e altrettanta emozione quando è nata la mia seconda figlia, altre emozioni grandi quando sono diventata nonna e bisnonna. Anche Marina è sulla nostra strada, quindi mette nell'Olimpo delle emozioni comunque una nuova nascita. Grazie Marina per questo messaggio, grazie. Ciao, davvero Marina. Allora, questi ciao siamo noi. belli però ciao Casa Peretti, ciao Claudio Gechi. La mia emozione è stata quando sono andato al mare col motorino, mi hanno lasciato solo e mi hanno derubato tutto. Da Antonio Primi, guarda che stiamo parlando di emozioni o di sfighe, Antonietto mio. Mi hanno derubato, mi avevano derubato tutto. Ha sicuramente pianto. È un'emozione anche quella, per carità, però mamma mia. Probabilmente per quello che anche il motorino ti hanno portato via, tutto proprio, non c'è più niente, vabbè, legga. Mia figlia e il mio nipotino, l'emozione che non si può descrivere. Amore puro, Ross Nichelino. Grazie. Ciao Ross. Ciao Ross, salutiamo tutta Nichelino all'ascolto, grazie ragazzi. Sono le 20:35, ultimo messaggio regia perché voglio far cantare ancora Claudio, poi finiremo i messaggi nel terzo tempo. Ricordiamo che siamo in diretta fino alle 21 qui per voi. Ciao ragazzi, anche stasera un inizio wow, lo dice Milena. Grazie Milena. A proposito di emozioni, ok, torniamo in onda. Cioè siamo in onda, cambiamo solo la videata, facciamo sparire i messaggi perché parliamo di un'emozione molto particolare che secondo me tutti ricordano. Tu te lo ricordi il tuo primo appuntamento? Sì, vagamente. Sì, vagamente. Vagamente. Io me lo ricordo abbastanza bene, era dentro un garage. Cosa ridi? Dovevamo vederci, eravamo a scuola, sapevo già come andava a finire, però dovevamo un po' di nascosto. L'unico posto era il garage di un'amica che ci ospitava. Tutto questo per andare a cantare il prossimo brano. Gigi D'Alessio parla proprio dei primi appuntamenti. Eccolo qui. Una bella doccia calda, scelgo la camicia e il maglione E il papillon. Metto
questo pantalone. Primo appuntamento a cena, sto sudando per l'emozione. Meglio essere puntuale. Ecco arriva lei, la vedo. Un bacio e poi mi siedo. Sei bella davvero, vestita così. Tu mi prendi troppo, sì. Hai sciolto i capelli, stai bene però. Gli occhi si perdono un po'. Nella mia testa già penso, lo so. Chissà dopo cena se mi dice di no. Tra un po' glielo chiederò. È da un poco ho preso casa, vivo solo da qualche mese. Beh, è tutta un'altra cosa. Mi diverto a fare la spesa. Vieni che ti offro qualcosa. No, giuro non è una scusa. Dai, rimani qui a dormire. È tardi per andare. Sei bella davvero, spogliata così. Tu mi prendi troppo, sì. Ti stringo sul cuore, ti sento di più. La donna che voglio sei tu. È forte il respiro che c'è dentro di noi. Lo voglio rifare un'altra volta se vuoi. Ma quanto amore mi dai. Gigi D'Alessio, primo appuntamento. Ti amo e non lo sai. Sei bella davvero, spogliata così. Tu mi prendi troppo, sì. Ti stringo sul cuore, ti sento di più. La donna che voglio sei tu. È forte il respiro che c'è dentro di noi. Lo voglio rifare un'altra volta se vuoi. Ti amo e non lo sai. Sei bella davvero, spogliata così. Ti stringo sul cuore, ti sento di più. Ti amo e non lo sai. Darandera, darandera, daranderondera, darandera, darandera, daranderondera. Alla voce per voi Claudio Gechi. Bello questo brano, l'avevo un po' dimenticato di Gigi D'Alessio, però è sempre un bel brano. A proposito di Gigi D'Alessio, che poi mi dicono, guarda, ti faccio vedere una cosa, guarda, perché così do un appuntamento importante anche ai nostri amici a casa. Leggi qua, sabato 7/12/2024. Aspetta, vai, 2012-2024. Quindi 7 dicembre 2024 alle ore 21 Gigi D'Alessio all'Inalpi Arena di Torino. Ma io non volevo fare pubblicità, volevo semplicemente dire che mi trovate in seconda fila. Questo è il biglietto che ho comprato ormai 2 mesi fa. Quindi se c'è qualcuno all'ascolto che il 7 di dicembre viene al concerto di Gigi D'Alessio, sono in seconda fila, venite che ci fa una foto insieme, ok? Facciamo una foto io, voi e Gigi. E Gigino, pubblicità, torniamo subito. Pubblicità. E adesso andiamo a finire i messaggi arrivati fin qui, come direbbero in altre televisioni, stop al televoto, quindi basta messaggi perché non riusciamo più a mandarli in onda tutti. Vai Fabrizio! Grazie ragazzi, grazie, vi voglio un bene incredibile. Bravi, continuate così. Ricordo che domani sera qui con me Luciano Bianchini e Alessia Chelucci. Per te Claudio da Gaia! La cuginetta, ciao Gaia! Ciao Gaia! Facciamo bella Gaia. Oh, ciao Gaia. Ciao Cla, ti sto guardando. Ti mando un saluto, lo dice Stefano. Ciao Stefano. Ciao Stefano, grazie. Ti abbraccio. Ricordo che Casa Peretti vanno da tutte le sere dal vivo, dal lunedì al venerdì. Ho avuto 4 momenti belli, i miei 4 figli, 3 femmine e un maschio che sono la mia vita. Lilli Dararà. Ciao Lilli. 4 emozioni a pari passo. Grazie Lilli.
Buona serata come sempre, bellissime canzoni. Vorrei salutare Pina di Alba e tutti i ragazzi, Sport Follie di San Damiano, da Beppe di San Damiano d'Asti, De Ceca, vabbè, comunque ciao Pina di Alba, ciao a tutta la squadra, viva il calcio sempre. E i ricordi e la nostalgia, ma anche la gioia del presente, tu chiamale se puoi emozioni, quella che ci sai regalare ogni volta. Grande Claudio da Paola Michele. Grazie Paola, ciao Michele. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, sono Aldo e queste sono le mie emozioni, le nipoti. Ciao! Ciao! Quante sono? Che belle! Bravo Aldo! Un saluto affettuoso da Rox e Dax, Nichelino. Claudio, ti voglio tanto bene. Di bene. Ciao Ross. La mia emozione più grande è stata mettere al mondo il mio piccolo Manuel, ma lo è anche vedere mio cugino in TV. Sì! Ciao Manuel! Anche se non ti vedo in diretta, so tutto. Nonna di Federica di Santena. C'è proprio Ciao. questa. Ciao nonna di Federica. Si riguarda la replica. Secondo me sono anche molto dispiaciuti di non vederti. Vada. Grande Claudio, Frank e tutta la ciurma. Ciao Frank e tutta la famiglia. Ciao Frank! Ciao. Complimenti all'ospite, non ho più emozioni, ormai passati. Forse da piccino 6 anni albero della cuccagna dei miei nonni e la bici BMX a Natale con la neve. Bene, fa piacere che ti abbiano regalato la bici a Natale sotto la neve. Bello, bravo Ciro, bella Saluto a emozione. Ciro. Vada. No. Ciao Enrico, Sì. la mia più grande emozione sicuramente quando è arrivata Lulu. Complimenti ad entrambi, sarebbe possibile Sentire sentire profumo di mare di Little Tony. Grazie Enrico, Fabrizio da Guarona. Guarda, se non riusciamo questa sera perché ormai il tempo è tiranno, sono le 20:46, ma vediamo di riuscire o domani o lunedì. Arriverà di sicuro lunedì, no, perché la puntata è esclusiva sugli ricchi e poveri. Sei una bestia Claudio, Katia, Nico e la piccola Maria Farà Sole. un complimento. Sì. Grazie Katia e Nico e Maria Sole. Direi proprio di sì. Bravissimi, bellissima serata come sempre, lo dice Mario e noi salutiamo Ciao, Mario. Tutti quelli che si chiamano Mario all'ascolto, Claudio dedica un pezzo a loro più moderno. Grazie, siete bravissimi. A chi? Come dice Fausto Leale. I momenti preziosi che ci accompagnano nel passato, ma anche la gratitudine per l'oggi. Chiamali come vuoi, sentimenti quelli che ci arricchiscono ogni giorno. Grazie di cuore Claudio, lo dice Ilaria. Ciao Ilaria. Claudio, hai cantato una delle canzoni che adoro, sei unico, indovina quale? Isa da Santena. Quale? Ranieri. Se bruciasse la città. Isa da Santena è quella di Napoli. Ciao Isa. Ciao, Isa. Anche quando ho sposato quello che è la mia metà, Mauro, è stata un'emozione indescrivibile. Bellissimo il vestito, peccato che ma non c'è la foto più in su, cioè l'hanno proprio tagliata così de brutto. Vabbè, grazie ragazzi. Claudio, dove l'hai lasciata la pelliccia di pelle di topo? Non la trovo più. Cioè tu andavi in giro con la pelliccia di pelle di topo, No, con tutti gli animalisti È all'ascolto. una citazione di un film. E ciao Enrico, non posso mandarti le foto, lo vorrei volentieri. Mia figlia che sta lavorando al pronto soccorso, non sono aiutato di qualcosa. Tu grazie, non importa, l'importante è che ci siate. Col cuore. Grande Claudio, sei fortissimo. Firmate i messaggi come sempre. Esatto, andiamo avanti, Possiamo salutarvi. La foto era intera ma in alto si vedeva il numero. Grazie regia, non Grazie importa. Claudio per le emozioni che ci fai provare. Sei grande. Da Chiara. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Da dove scrive Chiara? Dove scrive? Bravo Claudio, è bello sentirti. Bello, Grazie. sempre. Le grandi emozioni che ci hai dato tu con quella poesia del maestro Cotugno. Grazie Enrico. Giovanni d'Alessandria. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Toto Grazie Cotugno. Enrico, davvero. Lo sai che per me cos'è Toto Cotugno. Grandioso come sempre il nostro amico Claudio. Un saluto a tutti. La Chelucci. Ciao Chelucci. Bravo, sei un grande Minina, la mia madrina. Minina. Ciao Minina. Fammi anche a me da madrina, Minina. Emozione più grande essere amico di Jackie, Chaval, via Scalogna. Oh, ragazzi, io non riesco più a leggere piccolo così, non ce la fo più. Quello colorato sono io. Quello colorato sei tu. A destra sono io. Bello, hai capito? Avete questa è un'estate che ricordi, Buonasera Casa Peretti, buonasera a tutti voi, siete fantastici, bravi. Un saluto da Antonella di Venaria. Ciao Antonella.
Andiamo velocissimi. Ciao Enrico, vorrei che tu facessi pubblicamente un gigantesco augurio al mio amico fraterno Cristian Minetto, che oggi spegne 50 candeline. Buon compleanno Cristian da Fabio e Annalisa. E allora auguri Cristian! Auguri, Cristian! Li ho già fatti stamattina, eh? Grande fratello, un abbraccio da me, Matilde e Alessia, sei un grande, sei un grande. Ciao Alex, ciao Matilde, ciao Alessia. Mario Sole sta ballando la vostra musica. Anche noi! Emozione. Ciao Maria Sole! Che bel nome Maria Sole, bellissimo. Un bacio a mio cugino Claudio da Claudia di Genova! A Genova ci guardano. A Genova è il Ciao. canale 83 o 86, non mi ricordo, comunque uno dei due. Bravo, bravissimo. Ciao Claudio da Max. Ciao Max. Ciao Max! Che bello questo affetto dei tuoi amici a casa. Vedevo mio nonno commuoversi e questo mi ha insegnato quanto sia importante esprimere le proprie emozioni. Era un grande uomo. Oggi lui non c'è più, ma resta in me l'abbraccio del suo affetto per sempre. Grazie Claudio per la tua musica che fa volare. Buona vita a tutti quanti, lo dice Gabri. Ciao Gabri, mi fai emozionare. Bellissimo Ho i brividi. Bellissimo suo messaggio, grazie Gabri. Ciao Cla, mitico come sempre, un abbraccio forte da Milli. Ciao Milli. Grazie. È sempre un'emozione vederti e averti conosciuto, bravissimo. Ciao da Grazia e Giorgio. Ciao Grazia e Giorgio. Ciao Un abbraccio ragazzi, forte. grazie, che bello risentirvi insieme, sono felice, lo dice Giuliana. Ciao Giuliana. Ormai è entrato a far parte della mia famiglia, quindi lo voglio qui. Un saluto Claudio dal tuo amico Fabrizio. Fabrizio. Puntante A. Ciao ragazzi, siete fantastici, ci divertiamo sempre un sacco da Cami, da Bagnolo, Piemonte, salutiamo tutta Bagnolo. Ciao Cami. Ciao Claudio, un saluto. Da chi? Un saluto. Cioè da proprio tutti. un saluto. Ciao, chiunque tu sia. 25-1, ancora una foto, anche io mi emoziono un sacco quando ti vedo in TV, ti adoriamo padrino! Ciao Federica. La principessa Federica! La principessa. Ciao principessa! L'emozione più grande mia oltretutto. Beh, ci credo. E poi, vai a regia! Altrimenti andiamo con un brano, se ci siamo bloccati un po' sui messaggi non arrivano. La mia più grande emozione da farvi venire uno sciupun è stato quando mia moglie mi ha proposto di sposarla, ma anche la nascita della mia figlia Miki Novara. Bella questa, è la moglie che ha chiesto a lui. Che bella cosa, non succede sovente, di solito il contrario. La voce del silenzio, te l'ho mai chiesto Pina? Sì. Ina me l'ha chiesto un sacco di volte la voce del silenzio, quindi Fai i la compiti. segniamo perché Prossima volta. la faremo magari. Sentirvi è un'emozione. Grazie. A proposito di emozione, mi fa piacere che qualcuno abbia menzionato anche casa. Benedetti, Roby e Giulia hanno chiesto per la regia, potete cantare No Stress di Marco Mengoni? Bravissimo Enrico e Claudio, grazie. La prossima puntata dove sarà qui Claudio, volentieri, dai. Ciao Enrico Peretti, ciao Claudio Gecchi, mi hanno derubato tutto, anche il motorino, 30 km a piedi in costume. Emozione assoluta sotto il sole a 40 gradi, era l'84, siete grandi? Da Antonio Primiceri di Rivalta, ciao Antonio! Antonino bello, ma che ti è successo? Io da amici ci vedo lì lungo il mare. Ma già bene che c'era ancora il costume, se ti portavano via anche quello. Ciao amici di Casa Peretti, ciao Enrico e Claudio, bentornato. La mia più grande emozione è quando il 4 maggio vado a Superga alla commemorazione dei defunti del Grande Torino e dopo che sono arrivata a casa mi guardo il DVD sul Grande Torino e lì piango come un bambino di 5 anni. Enrico da Collegno, Ciao Enrico! è stata la squadra più forte di tutti i tempi. Grande Claudio, bravissimo, da Giorgio e Grazia. Ciao Giorgio e Grazia! Grazie! Mamma mia quanti siete stasera, dai! Forza, ti voglio cantare un brano, ma mi sa che andiamo avanti con i messaggi stasera. Stasera è un tu per tu con voi. Bravo Claudio, è sempre bello sentirti. Però firmateli i messaggi, Firmate i tiriamo un messaggi. po' le orecchie a chi non firma il messaggio, se no. Anche perché vogliamo salutarvi. Già, se no così è facile, ragazzi, dai. Ciao carissimo Enrico, siamo Laura e Angelo da Mondovì, sempre fedelissimi al tuo super programma. Ci dai solo un minuto? Viva i Pooh! Ne mancano un po' di più, ne mancano 4 di minuti, però vedremo di cantare anche Dammi solo un minuto nelle prossime puntate, anche perché l'abbiamo fatto di recente. Ciao Claudio, un saluto a tutti noi, Francesco e Family. Francesco e Family.
Ciao amico mio, un saluto anche da Mattia. Ciao piccolo. Mattia il piccolino? Ciao piccolo Mattia. Benvenuto. Benvenuto in questo mondo. Sì, andiamo avanti, vai. Tutti con noi. A meno che non stia da te, pensando solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. A meno che tu non sia l'unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo. Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire. La 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 la, fammi vedere. Adesso voglio vedere tutti saltare. Pronti? La 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 la, fammi godere. Pronti? Sulle mani, sulle gambe. Vorrei stringerti le braccia intorno al collo e baciarti dappertutto. Vorrei possederti sulla poltrona di casa mia con il rewind e tutto il necessario. Perché tu vai veloce come il vento. Quante espressioni di godimento sul tuo volto. Si vedono solo con lo scorrimento lento. Si vedono solo con lo scorrimento lento. Sì, la 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 la, fammi vedere. Tutti, la 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 la, fammi godere. Ti aiuto con le illusioni e vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi. Perché tu vai veloce come il vento. Quante espressioni di godimento sul tuo volto. Ragazzi, io vi ringrazio per una grande serata. È stato bellissimo passare il tempo insieme a voi. Grande Claudio, Grazie, è stato Enrico. un piacere Grazie a tutti averti voi. avuto qui. Se volete rivedere questa puntata potete farlo subito, tra mezz'ora, sul canale 83 Video Nord. Ci siamo di nuovo io e lui, eh? Le canzoni sono le stesse, le parole sono le stesse perché è una replica. Comunque grazie Fabrizio in regia, grazie a Giuliano Grazie. Falco per il video iniziale alle nostre spalle. Domani sera si festeggia una grande festa, la festa della donna. Sarà una puntata molto romantica, molto elegante. E a proposito, questo è il tuo profilo Instagram. Chi avesse piacere di sentirmi, Seguite Claudio, seguitemi tutti. Tanto ti seguono lì, ti seguono qua. seguono. Ciao a tutti, buona serata. Seguiteci. Grazie, ciao. Buona serata.